TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Caorle si conferma una delle mete natalizie più amate del nord e si batterà sicuramente il record di presenze dello scorso anno, quando furono circa 500.000 le persone che passarono per i mercatini. Iniziano ora gli ultimi giorni, molta attesa per i fuochi artificiali di chiusura, che illumineranno il cielo della spiaggia del santuario della Madonna dell'Angelo. Oggi, 3 gennaio, le performance di Elga Fan Lab aprono nuovamente il pomeriggio alle 14, seguite dalle consuete attività. Il 4 gennaio torna il doppio appuntamento con il Conte Von Tock, 14:30 e 16, mentre il 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, i non so chi accolgono la Befana alle 15. La chiusura ufficiale, 6 gennaio, propone ancora le attrazioni principali dalle 14 alle 18 e alle 16 il concerto live dei Caramel in piazza Matteotti, con a seguire lo spettacolo pirotecnico alle ore 19 che chiuderà il mese di festeggiamenti natalizi. Cambiamo argomento. Durante la sua ultima seduta la Giunta Comunale di Venezia ha licenziato la delibera di Consiglio Comunale che prevede l'affidamento in Ausa Vela SpA del servizio di vendita e riscossione del contributo di accesso, con o senza vettore, alla città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, nonché della gestione delle attività accessorie per l'anno 2026. Il provvedimento dà continuità, si legge in una nota, al modello gestionale già sperimentato e introduce per il 2026 un sistema articolato su 2 fasce di pagamento, con l'obiettivo di rafforzare il ricorso alla prenotazione anticipata e migliorare la capacità di gestione dei flussi turistici. In particolare, il contributo d'accesso è fissato in 5 euro per coloro che effettuano il pagamento entro il quartultimo giorno antecedente la data di accesso, mentre sale a 10 euro per chi corrisponde il contributo nei 4 giorni precedenti l'ingresso in città. La misura resta sperimentale. Ultima pagina. Chioggia si prepara ad accogliere il viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano Cortina 2026, in programma giovedì 22 gennaio 2026. Per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, l'amministrazione comunale ha disposto una serie di provvedimenti temporanei di regolamentazione del traffico e della sosta, invitando la cittadinanza alla massima collaborazione. Il percorso prenderà avvio dallo stadio Aldo Edino Ballarin, attraverserà il Ponte Cavanis e proseguirà lungo Corso del Popolo. È prevista una breve sosta davanti alla loggia dei Bandi per i saluti istituzionali del sindaco Mauro Armelao e dell'assessore allo sport Riccardo Griguolo. I tedofori si alterneranno lungo il tracciato proseguendo fino a Piazzetta Vigo e dopo l'attraversamento del ponte continueranno lungo fondamenta Riva Canal Vena fino all'arrivo in Campo Marconi, previsto intorno alle ore 11:10. La più grande formazione vocale d'Europa sbarca a Treviso con The Show Must Go On. Le 300 voci di cittadini veneziani della Big Vocal Orchestra portano al Del Monaco un concerto poliedrico che spazia tra i generi. Lo spettacolo dell'orchestra, guidata da Marco Toso Borella, è fissato in data unica per l'Epifania, il 6 gennaio alle ore 18. Da più di 10 anni nel cartellone ufficiale del Teatro Stabile Veneto, la Big Vocal Orchestra è la più grande formazione vocale d'Italia ed Europa, riconosciuta tra i cori stabili più numerosi e celebri al mondo, ed è un vero e proprio fenomeno artistico della città di Venezia, che sorprende per l'effetto imponente della quantità di voci e coinvolge il pubblico per la scelta di un repertorio assolutamente originale e imprevedibile, interpretato con grande impatto emotivo. A dirigere il coro è un artista del vetro di Murano di fama internazionale, noto come Leonardo di Venezia per la poliedricità degli interessi. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.